continuano i messaggi all'interno di Alla Catalla. In questo momento c'è anche una telefonata. Pronto, buongiorno, è la sveglia, si diceva una volta. Chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto? Non abbiamo nessuno in linea, che succede? Pronto? Ma che è successo? È una cosa stranissima. Cioè squilla il telefono. Pronto? Pronto? Oh, Marifabio, ma sì, c'ho Jonathan! Ma che telefono hai, Jonathan? Ma chissà, c'ho insomma, perché è un classico. Dopo il fine settimana, di solito tu, insomma, collezioni delle situazioni per le quali poi il lunedì aggiorni un po' pesso. Male, belle situazioni, davvero, male, dicevo. Jonathan, noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori cosa hanno fatto per il fine settimana, quindi è obbligatorio che io lo chieda anche a te. Cosa hai fatto questo fine settimana? Veniamo venerdì. Mare, partiamo con la macchina. Sì. Partiamo io, mare, me con mari cosa, come si chiama? Lecamastici, mare. Lecamastici è troppo verso. Tutta gente che c'è naturalmente. Praticamente cominciamo a camminare con la macchina, mare, ci siamo dall'autostrada. Sì. Mare, arriviamo a Messina, come giù tre mestieri, che voleva cercare Mascalucia, mare. Ma chi c'è di Mascalucia a Messina? Siamo uniti, io ci ho perso, mare, ci ho consumato. E cominciamo a furiare con le sciamunini, mare. Siccome tu li giù tre mestieri, ci pareva che c'era magari Mascalucia. Quindi, mare, dopo che furiamo qualche mezza giornata, ci siamo dall'autogrill, ero troppo perso, mare, troppo consumati. Perché volevo dire, no, c'è Reggio Calabria, no? Una volta che eravate lì, giustamente. Mare, una Calabria che sono troppo consumati, troppo persi, peggio di noi, mare. Niente, basta, dopo che stavamo di un anno, ci siamo un rifornimento, mare, a tre mestieri. Sì. Niente, mare, vai un minuto a bagno, no? E lui, mare, ci vai magari io. Comunici, mare, aveva un telefonino, un numero di telefono che l'aveva pigliato un muro. È un idiota, non ti stai cazzo. Mare, Samanda con 2H, mare, non l'aveva visto mai, troppo perso. E sì, che fa? Ci chiamiamo, mare, a sta Samanda, vai, ci chiamiamo dopo qualche un'ora e mezza, mare, ci decimo appuntamento, e sta presentando Samanda, mare, si chiamava Ammando, quale Samanda, mare, era troppo mascolo, troppo consumato, mare, troppo perso. Troppo mascolo. E che facevo, mare, visto che rassicurava e mi diceva aspetta un attimo, ne parliamo, chi parliamo, mare, sì, troppo consumato. Esatto. E non può mai scappare, mare. Però sai chi te dire? Mare, Lecamastici secondo me a Samanda ci piaceva. Ma secondo me Lecamastici non sono il troppo verso, magari il troppo poppo. Mare, io lo saccio, ma io saccio che appena visto il chiso, mare, era visto di femmina, ma c'era papà perché fotti mia. Mare, io do Lecamastici mi dice, e poi male non è. Che sì, mare, ma che sti c'ho perso più davvero? Mare, ma chi da pasta testa? Mare, ma chi c'è adesso spaccata? Sì, mare, io però volessi dichiarare amicizia con questo Samanda. Mare, ma vedi che si chiama Ammando, quali Samanda, mare, siamo troppo persi. Sai che feci, mare? Un ficcare in macchina, e a cominciare a correre, mare, a Mascalucia, a Pitanero, ci arrivavamo da 7 minuti e mezzo. Mare, però dici i misteri di Messina, troppo consumati, vai, troppo persi. Qua ci siamo stati tutti buoni. Ma tutto a posto, sì, noi abbiamo passato dei fine settimana abbastanza normali, tutto sommato. Ecco, vabbè, mai, tu sei noioso, mare, a camminare con mia. No, tanto. Spacca testa. No, guarda, ti faccio fare una storia, mare, troppo bella. Ti ringrazio, ma insomma, non è cosa... con mia, mare. No, ti ringrazio sicuro? Sì, sicurissimo. Vabbè, come vuoi, no, anche perché l'altra volta soltanto per telefono mi hai chiesto un sacco di soldi in 5 minuti, non oso immaginare cosa succede se usciamo assieme. Vabbè, mare, basta che commi le cartine. No, che ne devo fare delle cartine? Non ce n'hai cartine? Non le ho, non ho che cosa farmene. Ce n'hai filtrini? Non neanche, figura. Bigliettino da visita? Il bigliettino da visita ce l'ho, però insomma che c'entra? Che ti serve? Ma troppo consumato, non c'è neanche una pipetta, niente. Mare, ma come stili, mare? Sono io quello che stila male, ho capito. Ma io non saccio, Senti, se metti la canzone più mia. Posso mettere una canzone di Vasco Rossi, che tutto sommato, insomma. Ma scusa, mare, visto che c'è questo problema, ci può mettere le canzoni di Castiglia, chi da quando annunciano Puppo. Ecco, guarda, mi hai dato, ecco, giustamente, perché effettivamente anche voi vi siete trovati nella stessa situazione. Mare, fu un'avventura, ma c'ho un po' brutta. Va bene, Jonathan, allora metto questa canzone di Giuseppe Castiglia, così ti accontento e nello stesso tempo ti saluto e ti auguro buona giornata. Sì, di cioppuvetti, cioppo consumati. Ciao Jonathan. Bell'avventura.
quasi giusto